Poco più del 60% delle giovani bellunesi fra i 18 e i 35 anni che hanno un'occupazione hanno partecipato al questionario che ha indagato i fattori che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, hanno dichiarato la loro insoddisfazione per l'impossibilità di ambire a una valorizzazione dei talenti e le criticità di conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro. È una fotografia che invita a una riflessione ampia, quella scattata dalla Fondazione Corazzin nell'ambito di Fem Factor Dolomiti, il progetto approvato dalla Regione Veneto nel quadro delle attività previste dai progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l'equilibrio di genere. Doppio il fronte è emerso. Da una parte delle opportunità che anche le aziende offrono e c'è una richiesta importante da parte delle aziende di inserire giovani, anche giovani donne, all'interno dei loro organici. C'è una possibilità di opportunità anche di creazione di impresa sul territorio, ma rispetto a questo una grande fatica. Una fatica che non è legata esclusivamente alle caratteristiche morfologiche del territorio bellunese, quanto a una difficoltà di distribuzione dei compiti quotidiani in famiglia e soprattutto dalla mancata valorizzazione dei talenti dei giovani che al lavoro chiedono non solo una sopravvivenza economica, ma un modo di lavorare che li possa valorizzare e non distruggere fisicamente. Una cosa che emerge è che fino ai 30 anni la creazione di una famiglia è veramente complicato, è difficile. E quindi oggi più che mai sostenere le donne significa creare ambienti di parità nel lavoro e occasioni di crescita professionale e sociale. La questione della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita si ripresenta ciclicamente, ma risulta essere il nocciolo della questione ed è dirimente anche nelle scelte. Se non riusciamo, questa è una percezione che avevamo quando abbiamo presentato il progetto e non può che essere confermata sia dalle ricerche che dall'incontro che abbiamo fatto nelle varie attività con le giovani donne, e questo tema è sicuramente ancora da sviluppare, ma soprattutto da trovare delle soluzioni finalmente, perché altrimenti ce lo porteremo avanti ancora per molto tempo.